Amici di Radio Guest, ben ritrovati e saluto subito il vice sindaco di Udine, Alessandro Venanzi. Alessandro, ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno. Radio Guest, che è una rubrica, come spiegavo, fuori onda, da Alessandro on the road o real time, perché nasce durante la pandemia e va a pescare i propri ospiti là dove si trovano, e vedo che Alessandro si trova all'interno del suo ufficio. Ma prima di andare avanti, noi conosciamo Alessandro Venanzi soprattutto come figura politica e ti facciamo i complimenti per gli ottimi risultati raccolti in questi anni, nonché l'ultimo che sei diventato vice sindaco della città di Udine. Ma chi è Alessandro Venanzi? È un ragazzo appassionato di politica, questo l'avete capito, passione iniziata quando ero all'università. Per la verità lo raccontavo ieri a un amico, lo ricordavamo assieme, quando studiavo storia economica, quindi diciamo quella parte un po' più pragmatica della storia che racconta lo sviluppo del mondo nelle sue sfaccettature, e quindi la passione verso la cosa pubblica, la passione verso la progettualità dei territori, e quindi è nata un po' così. Io ho 41 anni, facciamo proprio lo screening, ho 41 anni, inizio a fare attività politica a 26, nel 2008 vengo eletto in Consiglio Comunale per la prima volta, poi nel 2013, nel 2018 e adesso nel 2023. Sono sposato, vivo a Udine ovviamente, e ho una bellissima bimba di 3 anni e mezzo che si chiama Matilde. Alessandro Venanzi, vice sindaco di Udine, ma con delega allo sviluppo economico, al turismo, ai grandi eventi, al PRNN, insomma non è un vice sindaco normale, ma ben impegnato. A tal proposito, parlando di turismo, di eventi, le attività estive dell'estate di Udine, fino ovviamente alla kermesse numero 1 che è il Floridoc, quali sono? Abbiamo presentato proprio l'altro giorno, assieme al collega della Cultura, tutto il pacchetto di Udine Estate. Udine Estate, diciamo, racchiude, no? è la kermesse estiva, e racchiude tutti gli eventi che vengono fatti in città, per la verità da moltissime associazioni, in realtà culturali, ma anche mondo economico e produttivo. Sono circa 500 eventi in 4 mesi, se prendiamo anche giugno, quindi insomma un pacchetto ricco di iniziative. Abbiamo presentato ieri, assieme ai commercianti e agli esercenti del centro storico, Udine sotto le stelle, che è una manifestazione appunto che è nata, forse lo ricorderai anche tu, durante periodo post pandemia, quando l'aggregazione era consentita solo all'esterno e non all'interno dei locali, quindi la possibilità di ritrovarsi in strada da parte degli udinesi. Questa kermesse ovviamente ha bisogno di un rilancio, perché non viviamo più quel periodo storico lì e non è più sufficiente dire troviamoci all'esterno di un'attività, quindi va arricchita con attività, con progettualità, con opportunità culturali, musicali, artistiche. Questa è una fase zero, perché è embrionale, adesso ovviamente partiremo con un grande ragionamento, ma il prossimo anno il vero obiettivo è quello di costruire, anche un'infrastruttura, no, di appuntamenti che ci consentono nel periodo di luglio e di agosto di avere dell'attività in città, perché non è vero che la città si svuota così tanto, no, in quei mesi. È vero che tutti noi cerchiamo di evadere ove possibile, di andare al mare, in montagna, però la città è ricca delle persone come noi, va a lavorare e quindi la sera magari vuole trovare un po' di intrattenimento, soprattutto nei fine settimana. L'evento finale dell'estate, insomma, lo dicevi tu correttamente, sarà proprio Floridoc, che quest'anno si svolge, sempre la seconda settimana di settembre, quindi dal 7 al 10, cade in questi giorni qua. Sarà una kermesse appunto, per me la riabbraccio, perché come sai l'avevo già gestita fino al 2018, molte cose sono cambiate, tutti noi siamo oggettivamente cambiati, e quindi cercheremo di capire come cercare di potenziarla al meglio, anche perché il prossimo anno sono i 30 anni, quindi insomma questa 29esima edizione sarà propedeutica per cercare di fare molto bene il prossimo anno. Tanti auguri, perché 500 eventi con tutte queste grandi aspettative anche turistiche che Udine ha. Ricordiamo che Udine è al centro del Friuli Venezia Giulia di fondo, quindi si può arrivare da Venezia, si può arrivare dall'Austria, ma anche dalla Slovenia, in qualche maniera si può passare, rende i tuoi giorni estivi benché impegnati. L'evento principe invece dell'estate, se vogliamo chiamarlo così, è la Notte Bianca, ossia il 1° di luglio. Che cosa avete organizzato per Udine? Ma Notte Bianca è il 1° di luglio, quest'anno non coincide con il Via dei Saldi, perché poi
Roma ha cambiato la data in corsa, no? L'ha spostata la settimana successiva, però il 1° luglio per la città ci sarà la Notte Bianca, partiremo molto presto, come tu ben sai, con un'iniziativa che ho avuto la fortuna e il privilegio di avviare ancora nel 2016, che è il concerto del risveglio, molto presto perché l'appuntamento è alle 7 del mattino. Quest'anno ci saranno i 40 Fingers, che sono un gruppo di 4 chitarristi molto molto bravi, stanno girando l'Europa, stanno riempendo le arene. Lo faremo su un castello, quindi nel piazzale del castello, con una cornice straordinaria dove si vede tutta la città fino ai monti. Quindi insomma una location affascinante dove insomma risvegliarsi con gradualità, ecco, il sabato mattina. Ci saranno delle attività durante la giornata, il mondo commerciale sarà insomma l'attore principale perché è dedicata a loro questa attività, quindi l'obiettivo anche nostro è quello di dare delle opportunità al mondo della ristorazione, dei pubblici esercizi, che sicuramente ha sofferto di più nel periodo pandemico, però non bisogna mai dimenticare la grande capacità di esprimersi del mondo produttivo, economico, artigianale che la città di Udine ha, e hanno avuto, credo loro meglio di altri, la capacità di dimostrare moltissima resilienza, se possiamo abusare ancora di questo termine in questa fase pandemica, perché per loro insomma ci sono state meno opportunità, no? Mentre per la prima categoria Udine sotto le stelle, ristori e tutta una serie di opportunità collaterali, il mondo commerciale è stato invece aggredito dall'online, è stato aggredito dalla pandemia e dalle minori opportunità che questo periodo ha regalato, quindi la festa è per loro. La giornata si chiude sempre in castello, questa è la coincidenza di quest'anno, con i Bundabash che saranno appunto alle 9:30 sempre sul piazzale del castello, quindi insomma si chiude in bellezza. Quindi si parte presto e si finisce tardi, si potrebbe dire. Ecco, sono molto preoccupato per la mia capacità di ripresa, avendo superato i 40, quando ne avevo 26 era molto più facile, però insomma dai, vale per tutti, questo mi consola. Conta anche lo spirito. Concludiamo la nostra intervista con Alessandro Venanzi, che ricordo vice sindaco della città di Udine, amministrazione che si è insediata da poco. Una domanda un po' provocatoria: quali sono quindi gli obiettivi dell'amministrazione di Udine per Udine? Ma gli obiettivi quando insomma sei reduce della campagna elettorale sono sempre moltissimi, hai una serie di priorità che insomma vorresti esaurire il prima possibile, però ci vuole il tempo necessario, ci vuole soprattutto la lucidità di capire in che momento stai vivendo e capire quali sono le priorità appunto per la città, al di là di quelle che l'amministrazione entrante si pone. Io credo che ci sia un grande tema a monte a quale dobbiamo dare risposta, è che ruolo ha Udine oggi in un contesto regionale che è mutato e continua a mutare, che vocazione ha Udine, visto che in effetti insomma quel ruolo emporiale, no, che noi ricordiamo come dire negli anni 80 e negli anni 90, quel ruolo insomma commerciale della città probabilmente si è esaurito, e all'interno di un contesto regionale dove Trieste si gioca una partita molto forte sul porto, Pordenone si è acquisita quella del retroporto, quindi si sta prendendo la logistica grazie al rapporto Confindustria Pordenone Trieste, che salta interamente Udine. Gorizia, sapete bene che nel 2025 avrà la grande opportunità della capitale europea della cultura. Udine, diciamo, è il territorio più grande della nostra regione, la provincia, no? Il territorio della provincia di Udine, l'ex provincia di Udine, che produce il 52% del PIL regionale, oggi è priva di un ruolo. Ecco, quindi io credo che principalmente si debba partire da lì, al di là delle grandi tematiche che insomma ci hanno interessato nel dialogo con la città in questi mesi, il grande ruolo dei quartieri, il tema dei servizi, della residenzialità, della necessità di rendere i quartieri periferici luogo di aggregazione, di rigenerazione della comunità, non luogo dove andare a dormire, che quindi questo comporta commercio, attività culturali, servizi del territorio dell'amministrazione, la delocalizzazione dell'amministrazione comunale, non solo in centro storico ma anche nelle circoscrizioni. Ma credo che il grande tema sia riappropriarsi di un ruolo e sia quello di dialogare con i territori contermini. Udine deve aprirsi a questi territori perché è stata sempre, come capitale del Friuli, interprete di questi territori, e devo dire che in questi ultimi anni invece si è chiusa a riccio, manifestando un'autosufficienza che non solo non ha, ma non è intelligente avere, perché si acquisisce forza politica se si rappresentano persone e territori. Ecco, questo credo sia la vera sfida progettuale che abbiamo, al di là insomma delle moltissime priorità amministrative che ci siamo dati. Ti ringraziamo e ti auguriamo una buona estate e tanti auguri di buon lavoro con tutti i tuoi collaboratori. Grazie ancora. Venite a provarci, grazie.